Ci ha veramente indignato questa notizia e sebbene sia un'iniziativa della Serie C, pensiamo che comunque non sia opportuno che una squadra dove c'è un condannato, seppur in primo grado per violenza sessuale, porti questo messaggio, soprattutto perché, non ha mai mostrato il Calcio Padova vicinanza alle ragazze che hanno denunciato la violenza e ha continuato ad andare avanti come se nulla fosse. Vigilia di passione per il 25 novembre a Padova, dove si riaccende la polemica nata all'indomani della condanna per violenza sessuale nei confronti di una donna all'epoca 14enne dell'attaccante bianco scudato Michael Liguori. Condanna in primo grado, ha sempre ribadito il Calcio Padova, con il giocatore regolarmente schierato in campo. Come Liguori anche Carmine Cretella, centrocampista, rinviato a giudizio per fatti accaduti nel 2020. Non ci sta Mariangela Zanni, che ogni giorno assiste le donne vittime di violenza, che al Calcio Padova ricorda. Pur appunto rimanendo nella sua volontà di garantire la possibilità al calciatore di continuare a giocare, ma poteva esprimere appunto solidarietà alle vittime, poteva fare diversi passi per far vedere che condanna tutte le forme di violenza, anche appunto stigmatizzando quello che è il comportamento di uno dei suoi calciatori. Noi pensiamo che sicuramente la presunzione di innocenza sia un diritto costituzionale, però non si può essere contro la violenza sulle donne a targhe alterne, bisogna esserlo sempre.